Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio, Sammy Varin su Radio Libertà, ancora il buon mattin da Sammy Varin, è tempo di collegarci con il Senato. Qui Parlamento. Roba fresca, le ultime notizie. Cosa si fa in Senato? Abbiamo con noi la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, buongiorno. Buongiorno Sammy, contrariamente a quello che si pensa, si lavora anche in Senato. È vero, ma sai che molti pensano proprio l'opposto, e la nostra radio serve anche per questo, per fare un collegamento quotidiano con i vostri lavori. Tu sei capogruppo della Lega in Commissione Difesa e ieri proprio in Commissione Difesa è stato approvato un tuo ordine del giorno che riguarda la questione dell'equità previdenziale per militari, forze di polizia e del soccorso pubblico. In che cosa consiste? Perché cosa c'era che non collimava, Stefania? Allora, intanto va spiegato che le forze armate, i militari devono obbligatoriamente andare in pensione a 60 anni, quindi con dei contributi che, data l'età, non sono numericamente così importanti rispetto a quelli che quei lavoratori che non hanno questo limite obbligatorio di età. E quindi cosa succede? Con quello che era l'introduzione della riforma Dini, dove prima, quando si andava in pensione, si andava con il metodo retributivo, poi per un certo periodo è venuto fuori il retributivo e il contributivo mescolati, ma per quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 95 in poi, in pratica la pensione viene calcolata con i contributi versati. Quindi chi è obbligato ad andare in pensione a 60 anni viene molto penalizzato in questo, perché di fatto con poca anzianità contributiva la pensione è veramente bassissima. Quindi cosa succede? Che mentre ancora oggi quelli che vanno in pensione sia nel comparto militare che anche con le forze di sicurezza hanno ancora una parte mista, nel giro di 5 o 6 anni quelli che andranno in pensione andranno con il metodo contributivo puro. Quindi se noi oggi non andiamo a mettere in atto quelle tutele perché di fatto vengano trovati quegli adeguamenti che consentano loro di poter avere una pensione dignitosa, noi avremo delle nuove categorie di poveri che sono tradotte poi in persone che sono stati servitori dello Stato. E quindi lo Stato, dal mio punto di vista, ha il dovere morale di trovare degli accorgimenti in maniera tale che questo non avvenga. Quindi quello che è il contenuto del mio ordine del giorno fa sì che vi debbano essere delle misure perequative proprio nel calcolo dei contributi, con magari la possibilità che l'annualità venga considerata in modo differente, che vi siano dei trattamenti che possono garantire delle pensioni che non siano pensioni da fame. E direi che è importante e i nostri ascoltatori possono approfondire questo argomento cercando Stefania Pucciarelli, ad esempio, sulla pagina della Lega Senato. Tra l'altro aggiungo che questo comparto non ha la previdenza quella complementare, perché Certo. contrariamente a quello che è tutto l'altra parte, gli altri lavoratori in generale hanno la previdenza complementare, il comparto di cui è oggetto l'ordine del giorno ne è sprovvisto. Quindi oggi più che mai è evidente che vi è necessità di mettere mano a questo problema, perché ripeto, nel giro di pochi anni avremo dei seri problemi proprio di tenuta sociale, perché di fatto le pensioni saranno bassissime. Quindi oggi è il momento di pensare a quello che accadrà nel giro di poco tempo. L'ordine del giorno è stato accolto senza nessuna modifica, e quindi io spero che attraverso poi anche quelle che sono
nuove risorse che vengono poi destinate all'ambito della difesa, che possono essere delle risorse proprio per pensare al personale che dedica la propria vita al servizio del paese. E noi non possiamo che salutare le forze dell'ordine e abbracciare tutti coloro che veramente troppo spesso purtroppo danno la vita per questa povera Italia. Senatrice Stefania Pucciarelli, grazie per il vostro lavoro, buon lavoro e alla prossima. Grazie, un saluto a tutti, buona giornata. Qui Parlamento. You makes your head a sweet mystery, but no one understood what that was except for your twin living soul, so strong that you couldn't control. You were so fierce, wild and brutal, but it was also silent and so very slow, and took so long to know it. He tried so hard to run away, but his was everywhere, everywhere, but it was all nowhere, because it was all in his head. And months now passed, and it flew away so fast. Seems like you're here with me, like you, and the skill that this will make you live forever. Words are not enough now, and they matter because everything was so clear from beginning to end. Now I stand
Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuto quel flauto? Vogliamo chiedere maggiori informazioni a questo gruppo per questo pezzo e non soltanto. Abbiamo con noi Arianna. Buongiorno Arianna. Buongiorno. E qui siamo molto curiosi, perché tra i nostri ascoltatori ci sono molti che si intendono di musica, ma che soprattutto ascoltano questo tipo di musica. Certo. Cominciamo da capo. Allora, Arianna, leggo bene, De Lucrezia, giusto? Sì, sono io. Ok. Il tuo gruppo si chiama, almeno così è scritto così, Ephemerald, è giusto? Ephemeral senza la D alla fine. Ephemeral senza la D finale, che non è una roba facile, io ve lo dico subito ragazzi, noi siamo abituati a parlare in dialetto bergamasco, in siciliano, ma ste cose difficili. Allora, Ephemeral senza la D. Questo pezzo è Silent Hound, scritto così, è vero, ok, e ha già 21.000 visualizzazioni solo il video, uscito praticamente da neanche un mese. Qua mi fermo perché il resto ce lo devi raccontare tu, perché questo pezzo ha una storia e c'è dentro il flauto di qualcuno e soprattutto il tuo gruppo sta facendo qualcosa di molto particolare in questa valle di lacrime musicale che ci tocca ascoltare sulle altre radio. Arianna, il microfono è tuo, c'è bisogno di dirlo, se la cercate poi su Instagram, su YouTube, vedete che è una che sul palco rende col microfono e non soltanto, altre cose musicali le fa proprio sue. Arianna. Grazie Sammy. Allora, diciamo che questo, partendo innanzitutto dal singolo, appena ci siamo accorti che per noi era un brano importante sia a livello musicale ma soprattutto diciamo dal punto di vista del testo, tratta di temi molto personali, alla fine ognuno utilizza un pochino l'arte come la sente più sua. Io personalmente quando scrivo i testi tendo a raccontare più che altro di me senza raccontare di me. Io poi in particolare mi occupo sempre di testi, linee vocali, poi ovviamente i brani sono scritti in band, noi scriviamo sempre tutti e tre insieme. E appena mi sono accorta del tipo di significato che stava sviluppando per noi questo brano, abbiamo deciso di farlo uscire come singolo, ma ancora prima di decidere di farlo uscire come singolo abbiamo contattato Ian Anderson non soltanto per la partecipazione ad un brano, ma in realtà la partecipazione con Ian Anderson, con cui mi lega diciamo un'amicizia ormai da anni, che è particolare comunque perché io sono molto giovane, lui è un artista che ha avuto una carriera infinita alle spalle. E lui mi trovò anni fa, vide dei video miei dove suonavo il basso sui dei suoi brani e da lì è iniziata un'amicizia di mail su mail dove io gli potevo parlare letteralmente di qualsiasi cosa. Quindi arrivato a un certo punto ho detto vabbè dai, glielo chiedo, vuoi suonare, vuoi partecipare ad un brano col mio gruppo, che inizialmente non doveva diciamo neanche essere questo, perché non è l'unico brano del disco dove Ian Anderson dei Jethro Tull ha partecipato, perché c'è un altro brano che non vi dirò perché dovete andare ad ascoltare assolutamente il disco che è uscito un mese fa, però c'è anche un altro brano con la sua partecipazione dove non suona il flauto ma fa altre cose, diciamo, quindi non voglio dire niente perché secondo me è molto più bello arrivarci e scoprirlo, però quindi diciamo la collaborazione con Ian Anderson è nata in questo modo, diciamo è più un rapporto che aveva con me e un legame che ha stretto con me, però ovviamente io sono gli Ephemeral, nel senso ho dedicato la mia vita a questo e quindi qualsiasi cosa riguarda me riguarda anche loro, quindi è stato tutto abbastanza naturale. Senti, ma che cosa significa un personaggio del genere
per te e per voi, signori. Jethro Tull, chi ha più di 50-60 anni, ma anche tra i giovani, come vedete, l'abbiamo l'Arianna che è piuttosto giovinetta. Quanti anni hai, se si può chiedere? Io ho 21 anni. Signori, 21 anni, capite? E che cosa significa per una ventunenne un personaggio del genere? Perché ti stavo dicendo in apertura, siamo obbligati ad ascoltarci schifezze paurose su tutte le radio, ci fanno un lavaggio del cervello e poi il problema è che poi alcune ci piacciono pure, capisci? Quindi stiamo rimbecillendo completamente. Che cosa significa per chi ha 20 anni un personaggio come lui, un gruppo come i Jethro Tull? Arianna. Cosa vuol dire? Guarda, io posso dirti cosa vuol dire in particolare per me, per il passato che ho io e per la crescita che ho avuto, perché io sono cresciuta ascoltando un certo tipo di musica anche grazie alla mia famiglia e ho incontrato le persone giuste con cui condividerlo. Ho incontrato Gabriele Catania, il tastierista degli Ephemeral, che io avevo 14 anni e lui 16, e da subito abbiamo trovato una certa affinità musicale nel genere progressive che per noi ha sempre rappresentato un pochino un punto fermo, e appena abbiamo detto ok dai scriviamo musica, ma che genere facciamo? Non c'è neanche stato bisogno di chiederlo. Quindi i Jethro Tull, più di, forse nel mio caso specifico, Jethro Tull assieme ai Genesis probabilmente sono stati i gruppi che più mi hanno coniato come musicista e come, soprattutto come compositrice e ascoltatrice, perché danno quella consapevolezza musicale che pochi altri gruppi possono darti, perché quella complessità la si trova raramente. Quindi per me, a farla breve, i Jethro Tull sono sempre stato un mito. Li ho ascoltati tantissimo. Il mio disco preferito della storia rimane Thick as a Brick, che è il disco di Jethro Tull del 1972, che l'ho appeso in camera in tutte le sue forme. Per cui quando è capitata questa cosa con Ian Anderson, ovviamente per me è stato, non lo so neanche spiegare, io per diversi mesi, perché poi è una corrispondenza che è durata dal 2020 con lockdown, quindi lui era un pochino più libero, aveva più tempo di stare là a leggersi le mie mail, fino ad oggi che l'ho sentito qualche giorno fa, perché adesso lui sarà a Roma in concerto e quindi lo incontrerò, come sempre capita quando viene a suonare a Roma. Però ecco, mi colpisce come un artista di quel livello abbia avuto anche solo il tempo e la voglia di mettersi a parlare con me, che insomma ero semplicemente all'inizio ero veramente una ragazzina affascinata, e che poi piano piano ho preso sempre più consapevolezza musicale, e con lui ho iniziato a fare discorsi sempre più sensati, diciamo, nel mondo musicale. Però ecco, è un mito lui, è come se fosse il supereroe per i bambini. Ecco, per me Ian Anderson era un po' quello quando ho iniziato ad ascoltare quella musica. Signori, c'è speranza in questa valle di lacrime, ed è scritta con la S minuscola la parola speranza, e questo è un ulteriore dato positivo. Arianna De Lucrezia, il gruppo si chiama Ephemeral con la L finale, un prog che pesca a piene mani nella tradizione dei grandi gruppi anni 70, ma ben aperto alle influenze moderne. Se cercate roba buona che raramente si sente persino in rete, perché la rete, sapete bene, con gli algoritmi poi vi mette dove gli avete dato qualche indizio e non potete più salvarvi, chiaramente. È il caso di cambiare vita da oggi e cercare Ephemeral sugli store digitali o semplicemente su YouTube, a caccia del contributo, avete sentito, di Ian Anderson dei Jethro Tull, al flauto e non soltanto. Arianna, ci fermiamo, ma io ti prometto che ci risentiamo. Prima di tutto perché la vostra musica la inseriamo in rotazione nelle nostre trasmissioni, e secondo di tutto perché siamo ulteriormente curiosi di come una poco più di ventenne
possa dare l'esempio che non c'è soltanto Fedez, ernia ed altre malattie musicali, ma c'è anche qualcosa di meglio. Grazie Arianna. Grazie. E potete seguirci ovviamente su tutti i social, Ephemeral Official, su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok e ovunque, insomma. E là trovate tutti gli aggiornamenti su quello che stiamo combinando. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Oh, e io me ne vado a casa contento oggi, perché vi ho dato un input decisamente diverso. Sono servito a qualcosa, mai quanto vi potrà servire il 27 novembre a tavola la Lega. La cassola lombarda, signori, sacra cassola, insieme alla polenta taragna. La Lega della sezione di Merate vi invita al ristorante Caminun di Via Lunga 17 a Merate, Lecco. Cassola lombarda, prenotazioni entro il 20 novembre, fino a esaurimento posti, 35 euro, ma ne vale la pena. Signori, se volete un consiglio chiamate subito, perché queste sono cose che si prenotano in pochi giorni. 347 8702 810 347 8702 810. La cassola lombarda a Merate, ristorante Caminun, Via Lunga 17. Cosa mi tocca leggere? Venerdì 14, domani alle 10:30 a Milano arriva il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Come avere informazioni su legaonline.it o ascoltando Radio Libertà. Lunedì prossimo, 17 novembre, a Cittadella, Padova, la Lega incontra le imprese del Cittadellese, la storica cittadella. Quante dirette, quante manifestazioni non abbiamo fatto. Arriva Alberto Stefani, che è il candidato della Lega e del centrodestra alle prossime elezioni in Veneto, con tanti candidati e candidate della Lega. Lunedì 17, ore 20:30, Cittadella, Padova, Alberto Stefani con i candidati della Lega. Bellissimo anche farci un giro la sera a Cittadella. Castelcovati, centro sportivo Via Aldo Moro, 21, 22, 23 novembre, la festa nazionale della Lega Lombarda. Venerdì 21 la Lega incontra i sindaci dicono no alla riforma dei fondi di coesione, uno scippo per la Lombardia, un corso di formazione politica, legge di bilancio 2025 e tutte le novità, e poi la squadra della Lega, voci dal territorio, interventi e saluti degli esponenti politici. Festa nazionale della Lega Lombarda da venerdì 21 a domenica 23 novembre a Castelcovati, in provincia di Brescia. Appuntamenti da non scordare, e non lo scordiamo certo, questa sera, giovedì 13 novembre, c'è Riccardo Molinari all'Odissea Fan City di Spresiano Treviso. Sentite come racconta lui la politica in modo limpido. Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale della Lega Piemonte, questa sera alle 20 all'Odissea Fan City di Spresiano Treviso. Finanziaria, un bene per tutti. Finanziaria sì, ma educazione finanziaria. Mettetelo in calendario per giovedì 20 novembre alle 20 al CAM Garibaldi di Milano. Presente Giulio Centemero, deputato della Lega in Commissione Finanze. Me ne vado, certo, ma potrei andare avanti fino a domani, perché ad esempio c'è Matteo Salvini questa sera alle 18 a Salerno, Grand Hotel Salerno, lungomare Clemente Tafuri per le elezioni in Campania. Ma è davvero ora di dire grazie ai nostri registi Simone 1, Simone 2, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e supportato promettendo panettoni a Natale. Questa roba me la sono legata al dito, arrivano panettoni, no, tanto per ricordarvelo, insomma, che me lo avete scritto, io poi sono boccalone e ci credo, è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.